Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Espettaciomercato Batman Napoletano. Come state qua giù? Spero tutto bene. In questo video andremo reagisco ai voti del Fantacalcio dopo la 17ª giornata di Serie A. Allora, il format è lo stesso perché è nuovo nel canale. In pratica vado a dirvi tutti i voti della mia squadra del Fantacalcio e anche voti avversari e dico se mi piacciono oppure no. Allora, partiamo dalla squadra avversaria. Allora, Svilar, lui aveva in porta Svilar che prende 5. Io ho in porta Savic che prende 7. Svilar prende 5, se no prendeva 6, se non sbaglio 5 e mezzo 6, non me lo ricordo, perché ha preso il gullo. Invece Savic 7, anzi su 7 è un poco a così perché non ha fatto quasi niente. Cioè, o 6 Mills secondo me era più che giusto, secondo me. Vabbè, lui, Terracciano 5 e mezzo. Noi rispondiamo con Lugumi 5. Lui Cambiaso 6. Io Solé, del difensore dell'Udinese, 3 e mezzo. Perché 3 e mezzo? Perché c'è stato, cioè ha fatto l'autogol. Si è fatto l'autogol. Bastoni 5 e mezzo per me. E lui Akanji 7. Poi per lui Bernabé 6 e mezzo, io Hermoso 6 e mezzo, io Buongiorno 6, lui Cialanoglu 5 e mezzo, cioè 6 e mezzo scusate, Orsolini io 5 e mezzo, lui Zaccagni 5 e mezzo, io Nico Paz 11, lui Mandragora 5. Io Fagioli 6, poi lui ha pigliato a Cuvardi 5 e mezzo. Ci può pure stare, dai. Io McTominay 6, secondo me però o 6 e mezzo, 7. Anzi no, quale 6 e mezzo 7? Sto dicendo, no, era pigliato, non saccio perché hanno dato 6 a McTominay. Cioè, ha fatto l'assist, perlomeno se lo 7 e mezzo l'era pigliato, secondo me, perché, cioè, chi se la da fa? Cioè, da fare quello per pigliare l'otto, scusami, non mi trovo, perché già ha fatto l'assist, ha contribuito in dei gol importanti per la squadra del Napoli contro la Cremonese, che da fa più questo. Vabbè, lui, Lautaro, 10, perché ha fatto gol. Poi Cambiasso, scusate, no, Cambiasso, mi sono confuso, volevo dire Camarda, lui 5 e mezzo. Noi rispondiamo con Oliund 14. Questa giornata è stata sofferta, ma non mi ricordo i risultati, sinceramente. Non mi voglio mettere a puntare cosa, non mi ricordo i risultati delle entrambe le squadre. Però essere, cioè, sta vincere perché ci fatto Olium 14 contro un Camarda 5 e mezzo, poi vabbè, lui 10 con Lautaro, io McTominay 6, lui Vardi 5 e mezzo, io Fagioli 6. Io Orsolini 5 e mezzo, lui Mandragola 5. Zaccagni 5 e mezzo, lui io Buongiorno 6. Poi Savic contro Svilar, io c'è 7 e lui con Svilar 5. Cioè lui ha fatto bene solo con, cioè ha superato il 6 e mezzo solo con Akanji e con Lautaro. Noi però stiamo a messo buono, a prescindere, se non fosse stato l'usoletto, mamma mia, cioè, cioè, bastava un 6, ok? Se non sbaglio è pure pareggiata, ok? Bastava un 6 di soletto e un bastone anche lui un 6 e ha vinto, va giù. Se i miei calcoli sono giusti, quindi è un pareggio. Però Muma ci ha avvelenato altri risultati, devo vedere un altro risultato. Cioè, però sì, veramente, vai giù. Cioè, mi hanno salvato Nico Paz, che ha avviato 11, Olund, che ha avviato 14, Sami Milinkovic Savic, che ha avviato 7, però Orsolini, Lugumie e Solet mi hanno acciso.
tutto soletto perché cioè, ha fatto l'autogol, se non facevo, potevi pure pigliare 5 e mezzo, ok? 5, 5 e mezzo, gli dicevo buono, però se ha fatto sta scimità con l'autogol, mamma mia, ma giusto, cioè, ma la città che sto guardato non fare da calcio, però meno male che sono ancora terzo o secondo, ma ricordo, sono o terzo o secondo, vabbè. Io vi saluto. Bene, ragazzi, grazie a tutti per la visione. Ci rivediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!